Pronto Paolo Sorrentino su Pep? No Paolo, ti volevo solo ringraziare perché con il tuo film Partenope tu hai riabilitato i social. Allora Paolo, dai, ci la verità, io prima che uscisse il tuo film, io pensavo che i social fossero diseducativi, fossero un coacervo, ecco, per far capire che è un po' struccio, di, diciamo, come devo dire, crape, sfragature delle persone. Invece quando è uscito Partenope, io ho capito che sui social ma ci stanno tutti intellettuali, tutte persone con un sentire altissimo, con un senso dell'arte, ma che chi tenevi idea, Paolo? Cioè, io ci visto, allora, per farci l'esempio, allora, io sono andato dal cianchiero stamattina al mio macellaio, Tonino, e mentre questo stava facendo la necchia, stava gattando la canna allacciata, stavo parlando con una signora, una picciarella, signora Rachele, voi l'avete visto il film di Paolo Sorrentini? Perché per loro tu non sei mai uno solo. La signora ha detto no, ma chi è Surzia? Signore, ma allora non capite proprio niente, proprio Sorrentino è uno che ti apre la signora stomaco, pure a me, che mi muoite, a me fa si ceballati e che si è incazzato. Quindi tu hai riabilitato le persone, hai aperto il cervello e l'anima. Cioè, ho visto attori comici che usate, frascicate, che sapevano manco più la famiglia, facevano i comici, che nel loro repertorio tenevano il pennacchio sotto l'occhio. Che hanno detto, perché Sorrentino è solo per pochi. E loro si sentivano quei pochi, quindi tu hai rinforzato pure l'autostima. E l'unico che ci ha aiutato per me è stato Alvaro Vitali, perché gli intelligenti dicevano agli ignoranti, quelli che non erano capito, non avevano apprezzato la tua opera d'arte, dicevano voi allora potete fare solo i film Pierina. E quindi la Alvaro Vitali è rimasto pure male, secondo me, che dice ma che c'è Chimo? Quindi si può fare una telefonata, chiamala, e al limite chiamano per la tua prossima opera. Però ha indicato la strada, perché tutte le persone che sono uscite dal cinema si sono annoiati, diciamo, non hanno capito, ma è che si sono tutti stronzi e che hanno detto ma com'è possibile che chi si hanno sentito tutta questa arte, invece io mi sono sfrandacato la Waller, me la sono fatta alla pazzaiola, a plissé, a recanati nelle macchine. Allora a quel punto hanno detto mi iscrivo a una scuola serale, quindi tu hai aumentato anche sensibilmente la cultura del popolo italiano. Grazie Paolo. Come? Ricordati, alla fine della vita resterà solo l'ironia. Tu dici, giusto?